Oltre 30 anni di attesa, ma il gran giorno alla fine è arrivato. Trapani torna nel primo campionato di pallacanestro italiano e per cominciare nella città siciliana ci sono i vice campioni in carica, la Segafredo Virtus Bologna, per un Saturday night tutto da vivere. Subito il pallone nelle mani di Justin Robinson, che si fa riconsegnare la palla e va a rigiocare sul blocco, poi fucilata per Petruccelli, è una grande palla, 8-0 Sciac. Cordinier batte un colpo e la Virtus piazza un 8-0. Robinson che si prende il palleggio del tiro e lo manda a bersaglio. Dall'altra parte però Morgan. Morgan si ferma, skip pass per Tucker, bella la finta. Va a tirare dall'angolo contro Alibegovic. Che canestro di Rajon Tucker. Parte Yeboah e va a schiacciare di mano sinistra. Ecco il tiratone, scarico, Beninelli, finta, si mette nell'angolo per segnare la tripla del 43-29. Qui la palla arriva a Polonara che la lasciano Luke per Grasulis. Un paio di palle perse banali della Virtus adesso, l'alzata di Robinson per Chris Horton. Ora sapevamo che prima partita in casa avrebbero dato energia, quindi sapevamo, però adesso dobbiamo tornare, diciamo, a giocare il nostro basket. Finta di doppia uscita per Beninelli, si va da Cordinier, adesso Beninelli si muove, si separa da Petruccelli. Robinson finisce contro Cordinier, lo guarda, lo attacca, dietro schiena un paio di numeri e poi l'appoggio è difficile, ma Yeboah si fa sentire a rimbalzo. Cordinier isolato proprio con l'ex Galatasaray, decide di bruciarlo con una tripla. Super canestro di Cordinier. Morgan, praticamente ultimo minuto di terzo quarto, bello scarico nell'angolo di Diouf e tripla di Rajon Tucker. Tanto Robinson scorrazza per tutto il campo e poi arriva Alibegovic. Passa da Horton, poi allora si finisce da Justin Robinson. Adesso però la difesa della Virtus è un po' pigra e non si può contro un giocatore come Notey. Se la tiene Robinson, parte contro Tucker, arresto, mano destra, canestrissimo di Robinson e voilà il sorpasso, 76-75. Palleggio, arresto e tiro destro sinistro e altri 3. Cordinier in tuffo con un super canestro, 84-83. La Virtus non ci sta, torna a -1. Di nuovo finta di blocco, poi Eurostep, Paiola in fondo, l'appoggio al vetro, 2 canestri di Achele e Paiola. Questo però è il libero che conta, è quello che vale 2 possessi di margine. Palla in campo, Yeboah, Notey la prende, tira, si sposta Hackett e Notey segna naturalmente. Finisce 89-88, la Virtus vince al Palashark ma con grande difficoltà.
È stata sicuramente una bella partita, abbiamo lottato, sicuramente daranno filo da torcere a tante squadre, poi sicuramente è stato bellissimo giocare qua, vincere questa partita e soprattutto devo dire un bel pubblico.